Stipendi bassi, troppo bassi, il Veneto nel nord Italia rimane fanalino di coda assieme al Friuli Venezia Giulia. È la prima notizia di oggi, io sono Jack Calcetto e questo è Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da nord-est, dal lunedì al venerdì la rassegna della stampa e nel fine settimana una puntata speciale con un approfondimento e l'intervista a un ospite del nostro territorio. Ma torniamo alla notizia del giorno, e cioè l'analisi di job pricing, il JP Geography Index 2021, realizzato in collaborazione con Spring, nel quale Friuli Venezia Giulia e Veneto, seppur con una RAL media e quindi una retribuzione annua lorda media sopra la media nazionale, evidenzia come le due regioni del nord-est siano fanalino di coda tra quelle del nord e comunque all'interno delle regioni ci sono alcune province che invece stanno sotto addirittura la media nazionale per quanto riguarda gli stipendi. Nel dettaglio il Friuli Venezia Giulia è sesta tra le regioni, mentre il Veneto è settimo. Ci sono anche i dati Istat, in ogni caso, sul numero degli occupati per classe di ore lavorate settimanalmente, che sono preoccupanti per l'ultimo anno e fanno vedere che la pandemia ha avuto un peso in questa classifica annuale, come è intuibile. Ne parla Elena Del Giudice in un articolo per i quotidiani del gruppo Gedi, dove vediamo che gli occupati che lavoravano più di 41 ore settimanali sono diminuiti del 17% rispetto all'anno precedente, nel 2020, scesi dell'11% quelli che lavoravano 40 ore settimanali, aumentati invece del 73% i lavoratori che non hanno lavorato neanche un'ora nell'arco di una settimana. C'è il commento del segretario generale della CGIL del Veneto: un problema salariale, dice Cristian Ferrari, e soprattutto nel nord-est c'è in questo paese. È l'Ocse che ci dice che negli ultimi 30 anni in Italia sono diminuiti i salari del 2,9%, a fronte invece di aumenti a doppia cifra in tutti gli altri paesi europei. Quindi, dice Cristian Ferrari, c'è una strategia competitiva al ribasso giocata sui costi e sui salari. E qual è il risultato di questa strategia? Beh, lo spiega sempre Cristian Ferrari, appunto esplode il lavoro povero, la precarietà, il part-time involontario, e quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia infatti da anni vedono la fuga di giovani e donne da una domanda di lavoro che propone salari di questo tipo, salari rispetto ai quali il reddito di cittadinanza diventa competitivo. L'articolo prosegue poi con il segretario generale della CGIL del Veneto che cita addirittura il presidente americano Joe Biden, che ha detto pagate di più alle aziende e forse risolveremo anche il problema del cosiddetto mismatch. Insomma, stipendi bassi, ma stipendi ancora più bassi per appunto giovani e in particolare le donne. E da questo punto di vista ci spostiamo sulle pagine della Nuova Venezia e degli altri quotidiani del gruppo Gedi, dove c'è un altro approfondimento sempre legato ai temi degli stipendi, ma in particolare a quelli delle lavoratrici in Veneto, e quindi si parla di parità di genere. In media le donne guadagnano 10.000 euro all'anno in meno dei colleghi uomini, tra contratti precari e elevato ricorso al part-time. La parità di genere è un miraggio. Il pezzo di Laura Berlinghieri riporta tutte le cifre e con una tabella che evidenzia che le differenze salariali sono molto elevate tra i quadri e gli impiegati, ma anche tra operai e apprendisti, tra i due generi. La media in ogni caso è di uno stipendio di 33.000 euro per i maschi e 23.000 euro, quindi esattamente 10.000 euro di meno, per le femmine.
In Veneto abbiamo un problema, si chiama gender gap, scrive Laura Berlinghieri, si può riassumere così: il tasso di occupazione tra gli uomini è molto più elevato di quello tra le donne, per il tasso di disoccupazione è invece il contrario. La nostra è la prima regione in Italia per contratti part-time tra le donne, 36,6%, e l'ultima tra gli uomini, 6%. Gli uomini prendono mediamente più delle donne anche a parità di inquadramento. E insomma, la regione annuncia degli interventi per 42,5 milioni di euro per provare a colmare questo gender gap. Basteranno, vediamo altri dati, l'anno scorso l'occupazione maschile è stata dell'81,1%, quella femminile del 60,7%, quindi 20 punti in meno. Invece la disoccupazione tra le donne in Veneto è al 7,5%, al 4,5% invece tra gli uomini. Insomma, la distanza è enorme e appunto ci sono dei record come quello dei contratti part-time che sono tipicamente legati al sistema produttivo della nostra regione e diciamo all'assetto socio-economico. Di stipendi si parla ancora sulle pagine della Nuova Venezia e qui diciamo il caso è concreto, reale. Si parla degli stipendi tagliati di 100 euro al mese dei lavoratori precari dei musei di Venezia, appunto. Un centinaio di euro in meno dal contratto dei circa 400 lavoratori dei musei civici e un futuro che è sempre più incerto. Domani mattina scioperano e c'è il presidio dei soci delle cooperative che gestiscono i servizi di guardiasala, biglietti e guide, diciamo in appalto per il comune di Venezia. La notizia in un articolo di Vera Mantengoli sulla Nuova di Venezia, appunto, e un titoletto che parla chiaro: 700 euro e poche certezze. Questa è in sintesi la situazione e la professione dei circa 400 lavoratori dei musei civici di Venezia, che sono appunto precari e hanno deciso di ribellarsi a questo ulteriore taglio, questa riduzione di 100 euro al mese. Sempre nel veneziano e sempre parlando di lavoro c'è la questione enorme della Speedline, con 750 lavoratori in bilico dopo la decisione dell'azienda, della società, di chiudere l'impianto di Santa Maria di Sala. E quindi anche oggi abbiamo su tutti i quotidiani locali del veneziano e in generale della regione un'ampia copertura sulla crisi diciamo aziendale, e partiamo dalla Nuova di Venezia, sempre appello a politica, istituzioni, società tutti uniti per salvare la Speedline. Ieri c'è stato un incontro in città metropolitana, nella provincia diciamo di Venezia, allo studio un evento per richiamare l'attenzione proprio su questi 750 lavoratori che sono in bilico. C'è stata una pioggia di interrogazioni in Parlamento, il governo è informato sul caso, ci sono diversi commenti, naturalmente c'è il commento della Chiesa, o meglio dei parroci, che pregheranno durante le messe per appunto questi lavoratori e dicono: vince la logica del profitto, le persone sono calpestate. Ricordo brevemente la questione qual è: che la società che si chiama Ronal Group ha comunicato l'intenzione di delocalizzare l'intera produzione della Speedline entro la fine dell'anno prossimo, del 2022, e quindi di chiudere lo stabilimento di Santa Maria di Sala, dove lavorano 605 persone, che però sono oltre 750 considerando l'indotto. C'è stato in questi giorni uno sciopero dei lavoratori della Speedline che producono ruote e cerchi in lega e attualmente resta un presidio fuori dalla fabbrica per stoppare le merci in arrivo e in uscita. I sindacati CGIL e CISL, che ovviamente cercano la solidarietà territoriale per dare una rilevanza nazionale al caso, e chiedono naturalmente, o meglio, vogliono che la società, la Ronal, ascolti i lavoratori e si sieda al tavolo, cosa che finora si è rifiutata a fare, e i sindacati comunque si dicono disponibili a discutere di un nuovo piano industriale o di qualsiasi prospettiva che implichi il mantenimento di tutti i posti di lavoro
nel sito salese, quindi di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, garantendo l'indotto. C'è comunque veramente una grande attenzione a livello territoriale e anche da parte della politica in modo unitario. Sulle pagine del Gazzettino c'è un altro titolo interessante ed è questo: Speedline, Confindustria boccia Ronald. Quindi addirittura l'associazione degli industriali sarebbe contraria appunto all'annuncio, o quantomeno alle modalità dell'annuncio della chiusura dello stabilimento veneziano della Speedline. Il presidente dell'Associazione degli Industriali di Venezia Rovigo ha dichiarato: non si licenziano oltre 600 persone senza un vero confronto. Una critica quindi a 360 gradi per la decisione della multinazionale svizzera. Tornando sulle pagine della Nuova Venezia c'è un articolo che traccia il bilancio degli ultimi 18 mesi neri per l'occupazione, con 3 aziende in crisi e oltre 1000 posti di lavoro cancellati. Questo dove? Nel veneziano, nel territorio salese, che nell'ultimo anno e mezzo è stato messo a durissima prova con addii pesanti da parte di aziende note e la crisi delle piccole realtà che appunto magari non hanno la stessa rilevanza da un punto di vista mediatico, ma restano dolorose, e anche lì sono posti di lavoro che vengono cancellati. Ci spostiamo a Padova, dove in seguito all'attacco hacker nei confronti dei sistemi informatici dell'ULSS 6 Euganea, la sanità appunto è ancora paralizzata. In particolare è paralizzato l'ospedale Madre Teresa di Schiavonia, con cartelle cliniche irraggiungibili, prestazioni impossibili da memorizzare, interventi rinviati, insomma carta, penna e memoria inaccessibile. L'attacco hacker paralizza il Madre Teresa, questo è il titolo sul Mattino di Padova di oggi, ma soprattutto l'ospedale di Schiavonia nella Bassa Padovana, unico ospedale di riferimento di un territorio vastissimo, tornerà tra poco, in queste ore, ad essere Covid Hospital. La decisione annunciata dal presidente della giunta regionale Luca Zaia e che si giustifica dicendo che non ci sono alternative. Insomma, riapriranno il Covid Hospital, il primo sarà quello appunto di Schiavonia nella Bassa Padovana, poi nella giornata di domani è prevista l'apertura dell'analogo Covid Hospital nella provincia di Treviso, e c'è l'articolo di Nicola Cesaro sul Mattino di Padova di oggi che scrive che si tratta in realtà di una scadenza molto formale, visto che in realtà l'ospedale Madre Teresa pensa da Covid Hospital da alcuni giorni. Sulla carta manca ancora il titolo ufficiale, ma già dal weekend, dal fine settimana, si lavora per far spazio a nuovi letti dedicati esclusivamente alla cura del Covid, e infartuati e pazienti con importanti traumi vengono mandati verso altri ospedali. C'è una riorganizzazione che riguarda i turni dei lavoratori. Ovviamente l'attacco hacker di cui ho parlato poco fa non aiuta. Il pronto soccorso di fatto ragiona già come punto di primo intervento, quindi insomma è depotenziato. E così, scrive Cesaro, l'ospedale di Schiavonia richiude, come già avvenuto con l'avvento violento del Covid nel febbraio 2020. Peraltro questa decisione da parte della regione arriva a meno di mezza settimana dalla protesta dei 44 sindaci della Bassa Padovana, che avevano chiesto e invocato proprio lo scenario opposto, e quindi la non riapertura del Covid Hospital e il mantenimento insomma di un presidio ospedaliero ordinario per il territorio molto vasto, appunto 44 comuni e un'estensione, una popolazione di 180-200 mila abitanti della Bassa Padovana. Niente da fare, la risposta è stata quella meno auspicata, anche se era quello che tutti si immaginavano e in qualche modo era stata ampiamente annunciata. Schiavonia torna Covid Hospital e così gli altri ospedali individuati dalla regione nelle varie province del Veneto.
Chiudiamo con qualche notizia flash. Allora, c'è una paginata sui quotidiani del gruppo Jedi dedicata all'esorcismo che è stato, diciamo che è andato in scena domenica a Monteberico, qui a Vicenza. Il rito è stato praticato domenica su una ragazza giunta per la confessione e che ha inveito per ore tra aggressioni ai sacerdoti, bestemmie e quant'altro. È una ragazza di 26 anni che appunto ha imprecato, eccetera, coinvolti diversi parroci e l'esorcismo è durato qualcosa come 8 ore e il racconto dell'episodio è veramente incredibile. Episodio che si è concluso attorno alle 20:30 quando i lampeggianti della volante della polizia illuminavano di blu l'ingresso del santuario e la 26enne appunto è crollata esausta, sfinita, stremata. Solo allora è stata presa in braccio dal fratello e accompagnata in auto verso casa. Leggiamo su questo pezzo firmato da Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo Jedi. E insomma, per chi ci crede, questo potrebbe essere un segnale di liberazione, dice l'anziano frate che si è occupato di questo esorcismo. Un'altra flash riguarda invece, arriva da Treviso e riguarda le vendite online vendite online dei distillati trainate dalla grappa, che cresce fino a quasi triplicare il business nel appunto commercio online. Sono i dati di Assindustria Veneto Centro che appunto evidenziano come il 9% quasi dei consumatori ammette di aver acquistato grappa online, in particolare fra le generazioni più giovani e i consumatori con maggiore capacità di spesa, dato che il prezzo medio è più alto per il servizio di recapito a domicilio. Insomma, la grappa traina le vendite online dei distillati. Questa notizia arrivava da Treviso, dove salta il capodanno previsto dal comune in piazza, e questo perché ci sono troppi rischi, secondo il sindaco di Treviso, il leghista Mario Conte, contagi in aumento e mascherine obbligatorie nelle zone di assembramento, e quindi marcia indietro del comune sugli eventi di San Silvestro, perché così non ha più senso. Per oggi direi che è veramente tutto. Io sono Jack Calcetto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, è l'8 dicembre 2021, buona giornata.